La poetessa è una forestiera di fronte agli specchi che manipolano il suo essere. Forse perderà la fede. La poetessa è una forestiera in una terra dove le regole espropriano il battito della sua poesia. La poetessa è mobile, sotto un sole che brucia le relazioni. La poetessa parla d'amore, mentre il bacio chiede la sua anima e l'eternità lo testimonia. Ben ritrovate il secondo appuntamento dedicato dalla Biblioteca Provinciale Claudio Augusto di Bolzano in collaborazione con l'associazione Lettera 7 di Lives a un appuntamento dedicato appunto alla poesia. La poesia l'abbiamo così sentita, raccontata, l'abbiamo spiegata forse o anche conosciuta in tante occasioni. Vi ricordo il famoso Poetry Slam che abbiamo organizzato nel 2018, che ha visto giovani, studentesse, donne, uomini, persone anche molto mature mettersi in gioco e mettersi anche a nudo con i propri sentimenti e i propri pensieri attraverso un canale particolare che è quello della poesia. Oggi abbiamo con noi 3 poeti, in particolare 2 poeti e una poetessa, che ci hanno colpito molto in quanto sottolineano, proprio anche attraverso le testimonianze raccolte da Enea Bonato, l'importanza per una persona che ha un interesse, un'attitudine, un talento artistico, la possibilità di coltivarlo. L'arte, la cultura sono un patrimonio essenziale, una linfa vitale per gli uomini, per le donne, per poter vivere positivamente e soprattutto anche in relazione con gli altri. Hanno sottolineato tutti l'importanza anche dell'associazione Lettera 7 che li ha fatti incontrare, ed è una straordinaria occasione per incontrarsi e avere degli scambi. Ma anche le biblioteche, appunto, sono un luogo dove le persone possono incontrarsi, scoprire delle occasioni nuove di percorsi e arricchire la propria persona attraverso lo studio, la curiosità e degli stimoli sempre nuovi per approfondire le proprie conoscenze. Sentiremo dalla viva voce dei 3 poeti, in particolare di Mukdin Čejak, di Nina Sadeghi e di Renato Sklaunic, alcuni dei loro componimenti. Mi ha impressionato moltissimo l'affermazione che ritorna relativamente alla bellezza della lingua italiana e soprattutto anche da parte di chi l'ha studiata per motivi funzionali a un inserimento, alla necessità di costruire una nuova vita positiva in un altro territorio, è riuscito a cogliere quanto di più bello e di più espressivo per restituirci e ripagarci con i propri sentimenti, sensazioni e pensieri. Vi invito quindi a rimanere con noi e ad ascoltare le poesie di Nina Sadeghi, Mukdin Čejak e Renato Sklaunic. A presto! Ho iniziato a scrivere poesie per imparare lingua italiana, che a me piace tantissimo perché ha una fluidità, la bellezza dell'esprimersi. Io ti vedo piccola e non protetta, con l'anima sparpagliata tra seduzioni e sublimazione del libido. Io ti vedo una donna divina nelle polveri precoci dei venti urlanti, intrappolata nel tempo che scorre struggendosi lentamente nelle lamentele del tuo corpo che cerca carezze da un Dio senza nome, senza posto, senza alternative. Io ti vedo nelle primavere di obesi pensieri, giorni di pioggia con le gocce della speranza, catturate da lupi nel giorni uguali
e uccelli parlanti delle notti obsoleti, soffocata da illusioni nell'aria senza odore. Io ti vedo nell'acqua bagnata fermo verde, nel vestiti strappati dalle mani che carezzano, nel tocchi lenti degli occhi chiusi insieme malandate parole di volubili coraggi svaniti nelle ricerche di veri amori. Io ti vedo così come sei, piccola e non protetta, attraente e silenziosamente incastrata dentro un cuore grande, cuore privo di battiti, aspettando quelle primavere per poter essere ancora una volta amata dalle anime in verticale. Io ti vedo. Ecco Mugdin, come tu sai, come ti ricorderai, noi ci siamo conosciuti più o meno 5 anni fa nel caffè letterario Lettera 7 di Laives, appunto gestito da Roberto Marini e sua figlia. Io mi ricordo di te proprio il giorno che ti ho conosciuto, seduto al tavolino, che ti sei presentato e io in quel momento non sapevo niente di te, non sapevo che scrivevi, non sapevo che dipingevi, però so che ti ho visto in quel posto piano piano cominciare a parlare di te, portare le tue opere, portare le tue poesie nuove, in un italiano nuovo. Cosa hai trovato in questo caffè letterario che ti ha convinto a ricominciare a scrivere, a dipingere? Ma guarda, scrivevo e dipingevo per conto mio, ma una volta quando trovi come Lettera 7 un ambiente dove anche altri, dove puoi condividere, ti dà anche stimolo per creare in continuazione. E esci fuori, ma prima, quando siamo venuti in Italia 93, non avevo tempo per questo, perché dovevo crescere figli, dargli da mangiare, da fare la scuola. Tu sei venuto a Lettera 7, al caffè letterario Lettera 7, e noi non sapevamo all'inizio che tu avevi già iniziato da giovane a essere un artista, come pittore soprattutto. A quanti anni hai iniziato a dipingere? Ma inizio come tutti che iniziano a scuola, alla fine della media, scuola media che cominci. Io ho fatto un concorso di comuni, di scuole, e ho vinto un concorso di modellismo, non lo so come a spiegare. E da lì è cominciata, con la pubertà è arrivata anche voglia di scrivere, come tutti noi che facciamo scrivere, cominciamo a scoprire se stessi o verso l'altro. Così ho cominciato a scrivere anche poesie. A volte i miei pensieri andavano oltre le linee di immaginazione. A volte li cercavo nelle carcasse di giorni pensati male, nel bassifondi di malconce parole, negli intrighi di miei sonni muti, litigando con mio dentro, urlando che nessuno mi può sentire. A volte Cosmo del mio universo è così vicino che lo sento nonostante la sua silenziosità. Timoroso di volare in colopiedi nell'oggi, stravolgo il canto di Vivaldi, eco di Pushkin e colori di Vermeer, così da proteggermi dagli illusionisti e dai venti parlanti. A volte non penso. Vengo trascinato dalla bellezza della vita e mi godo le mie debolezze così come sono, senza pretendere altro, diventando più sereno, più tranquillo, più io, masticando attimi in uno infinito dove infinito non esiste. Ecco Mugdin, io so che tu per tanti anni
hai smesso di dipingere, hai smesso di scrivere, sei venuto qui scappando dalla guerra dei Balcani degli anni 90 con la tua famiglia. Sì, sì, non ho scappato, ero costretto di andare, che c'era una cosa diversa, perché scappare è anche brutta parola da dire, perché vuol dire che ti ritiri da una cosa che qua ero costretto perché la moglie doveva lasciare la casa e io ero prigioniero di guerra, che sono stato 8 mesi prigioniero, e dopo, firmando le carte che lascio tutto quello che avevo in Bosnia, potevo uscire fuori e andare in terzi paesi. Le mani secche spezzano ricordi e specchi in orizzontale che guardano il cielo, riflettendo quadratini di pensieri verso buono, rotolando nel fermo passaggio di venti sorridenti. Quante parole devono passare sotto archi della ragione? Quanti pensieri si devono fermare scivolando nell'abbozzato? Quanti sogni si devono sciogliere nel mondo parallelo di qualcosa che non esiste più? Frattempo, specchi in orizzontale specchiano il cielo dimenticato le mani che li tengono piene di sangue. Sia con la pittura che con la letteratura, mi sembra di capire che per te il messaggio è sempre la parte da cui cominci, sai già cosa vuoi dire. Ma penso che ognuno di noi, o quelli che scrivono, quelli dipingono, devono dare all'altro questo messaggio. Può essere nascosto, può essere diretto, però deve avere una forma di messaggio che poeta, almeno quando io andavo a scuola giù in Bosnia, quando parlavamo di poeti o di poesie, la maestra o professore diceva sempre cosa voleva dire poeta. Perché sono fuggita stanotte? Quell'angoscia del prodigio, l'urlo della passione del corpo e inumana energia del bacio che nelle labbra aveva nascosto Dio, rimandava a te tutta l'esistenza della poesia in un delicato omaggio. La mia ascesi per capire il legame tra il tuo richiamo e il mio respiro, per un canto, per un sorriso, per te, per le labbra, mandò in riposo la teologia. Nessuna dialettica o interpretazioni quando leggo tra le rughe del tuo viso l'infinita potenza di sublime. Degli artisti che compongono il gruppo Lettera 7, tu sei sicuramente quello con più esperienza, perché hai la tua casa editrice, sei anche grafico, sei anche pittore, sei anche musicista. Ecco, mi incuriosisce un po' sapere come mai comunque hai voluto partecipare ai lavori di questo gruppo, dove in realtà noi ci occupiamo più che altro di poesia, a parte Mugdin e qualcun altro che fa anche pittura. Ecco, è stato un incontro quasi casuale quello con Lettera 7. Avevo sentito che a Lives c'era un punto di incontro, un locale dove si faceva letteratura, dove si potevano presentare i propri testi e ho deciso di andare a vedere questo posto e di incontrare il suo gestore, che era Roberto Marino, che lo è stato per tutto il periodo in cui è rimasto aperto. Da lì è nato un bellissimo scambio di energie e di intuizioni che ci ha portato a frequentarci, a diventare amici, a collaborare insieme. Penso che Lettera 7 sia stato veramente una delle realtà più coinvolgenti e affascinanti degli ultimi 20 anni,
realtà letteraria che ha coinvolto un po' tutta la regione, mettendo insieme le persone più disparate, artisti di grossa levatura, critici letterari, pittori, musicisti, attori. Ma la cosa più bella è che è diventato un luogo dove stare insieme. Ecco, Lettera 7 ha insegnato a tutti come stare insieme. Ho incontrato molti volti senza nome, che il tempo ha coperto, di lastre di marmo ingiallite. Ho stretto con forza mani callose e piene di storia. Ho salutato con un cenno del capo persone discrete che stimo per il loro coraggio. Ho guardato con curiosità donne colme di ciocche fiammeggianti e di draghi volanti tatuati sulle cosce ormai vecchie. Ho dormito più volte alla rinfusa, in mezzo al fieno, anche d'inverno, riscaldato dall'odore di stallatico e dal mormorio delle fronde del salice, che commosso piange per il mio ritorno. Il dovere del naufrago. Il dovere del naufrago è un testo scritto alcuni anni fa, dove avevo bisogno di trattare questa tematica, di entrare dentro questa tematica e di confrontarmi con il tema del naufragio, del naufragare, di che cosa significa naufragare, di che cosa significa finire su una spiaggia, di cosa vuol dire la solitudine e l'abbandono. Ecco, forse questo è un po' il senso di questa poesia. Il cuore pulsa, impavido, anche se non riesco a vedere la spiaggia. Aggrappato con i denti ad alcune tavole, cerco a malapena di galleggiare. Ad un tratto le onde si azzuffano ed il nulla si trasforma in un dio marino di cui nessuno si era ricordato. Tu hai letto anche, tra queste poesie c'è anche Da bambino, tratta da Principia Naturalia del 2020, che immagino anche questo sempre editato dallo Scarabocchio, giusto? Sì. La tua casa editrice. Ma questo Da bambino è evocativo o sono tutti veramente avvenimenti reali della tua... No, sono avvenimenti reali che poi sono stati elaborati e sono stati in qualche maniera lavorati, ecco. Le emozioni sono state mescolate, riadattate, ma è tutto vero. Ma sono uscite tutte insieme in una volta o la tua poesia di solito è un po' riscritta, scritta e riscritta? In questo caso è scritta e riscritta, è stata una cosa, una conseguenzialità di emozioni che si sono collegate fra di loro. Da bambino passavo delle ore ad ascoltare i campi di grano, sussurrare la voce di Orfeo. A volte ci giocavo a nascondino, in altri casi vi dormivo dentro accovacciato tra le infiorescenze delle spighe gialle. Lì ero al sicuro. A me incuriosisce molto questo finale, dove tu appunto ti nascondevi giocando a nascondino e questa chiusa con questo lì ero al sicuro. Ecco, ti volevo chiedere se questo luogo dove tu ti sentivi al sicuro, tu lo paragoneresti al momento in cui tu crei? Un luogo dove creo può avere anche in parte queste caratteristiche, però non per forza. Ecco, un luogo in cui creo è un luogo sereno, un luogo che mi permette di poter costruire le mie geometrie, le mie forme, le mie parole, concatenarle insieme, dare struttura ai pensieri, ecco, questo è un luogo in cui credo. Quello lì era un luogo speciale, un po' unico, un luogo che ho creato
apposta in una situazione dove avevo bisogno di protezione e quindi mi sono rifugiato in questo luogo della natura, un luogo specifico della natura, quello di cui sto parlando. Nella lontananza sono nata, nel corpo di una parola sola, né in vita né morta, tra i cadaveri dei miraggi, per sostenere il loro peso. Ho imparato che sulla strada dell'abisso tra te e me c'era disperazione e appagamento. Sono collassata nella lacrima, poiché tra te e me l'audacia del paradosso aveva diviso la frontiera. Non c'era speranza di ancoraggio alla verità e tutto il senso del bacio cadeva in contraddizione. Il tuo sguardo mi denudava della mia poesia. Non era quello che volevo, ma la bellezza poetica di due corpi che sulla soglia dell'abisso amoroso vestivano di baci il pudore nostalgico della loro appartenenza all'eternità.